Terzo giorno de Campa qui in Tawagna, ringraziabile Segunoi, oggi siamo in montagna, siamo in Fiuminale, in Udugge a Vesta, sopra Ubaese di Lenorne, du ogni anno, Brimu Imadio, redroemo subito guassù a André Olivi, o presidente di la Soggio chi s'occupa d'organizzare sta festa. RCFM e Campa qui. Fiuminale è un paese che c'è due paesi, qui in Duesimo che si chiama Ubusadoglio e l'altro che le chiamano Fiuminale Sobrano e che è a Riballolmo. Paese che c'era nel 1800-1900 più di 60 abitanti. La maggior parte gente che coltivavano urano, a castagna, all'alio, erano baradacci i più grossi proprietari di qui. Ecco, quindi è un paese, dopo quando c'è stata quella guerra di 14 giorni già si è più dato e infine a poco quando c'è stato a Biaglia che si è sviluppata, gli anni se ne sono fatti in Milo Nornedo e voilà, è firmato l'ultimo abitante che ne inteso parla sicuramente di Oda che è per tutto bell'81 e di Boidan non c'era più niente. Allora, la Soggio, se voi volete, è appena particolare perché siamo con Gian Andrea Santini, che è pastore, giovane pastore. Siamo giunti un giorno qui e mi ha domandato se volevo un corpo in mano perché lui arriva a sua casa qui, rivala, di maniera a fare montagniera con questo gabre tutti gli anni. Siamo per tutti di stare contenti e siamo arrivati a casa che da me, dunque che è a Soia. E tutti gli anni, al mese di luglio, vogliamo le nostre gabre. E quando siamo venuti a questa casa, c'era la cappella di San Giuseppe che era tutta vallata, non c'era più nulla e abbiamo deciso di arrivare a questa cappella. Dunque quando siamo arrivati a questa cappella e ho visto che stata che lì, grazie a Dio, e abbiamo detto perché mica va a Sovesto, manca una ortolana. E come il padrone di San Giuseppe, il primo maggio di San Giuseppe il lavoratore e per questo tutti i primi maggi festeggiamo a San Giuseppe il lavoratore in Fiuminale. E per via abbiamo fatto questa Soggio. Lo scopo di va primamente vaccolare gente in montagna, perché come avete visto non c'è nessuno in onda, c'è la fa sforzo, la gente fa uno sforzo, ci fa piacere, e poi c'è una poca generazione di gente che si rincontrano, certe persone che sono adeguate sempre, abbiamo sempre certe persone che sono adeguate, che regolano, e tutto il mondo si rammenta i tempi passati e forse l'avvenire, ma vabbè. Allora, Fiuminale oggi come posso dire, c'è due case che sono tracce di rivasi, che hanno i suoi proprietari, che sono tracce di rivasi, ma di piuttosto un paese che camperà quando lo pastore qui, perché fa una piccola osteria di stadina e anche si possono mangiare qui, dove gli dice, ma dopo di inguarne bera che e ho quello 2 ore a settimana, ma bon, per netà, per fare qualche muro, voilà, a concio più che so cosa faccio qua. Domani, quarto giorno de Campa qui in Tawagna, saremo in paese di Berugasevetti con un giovanotto appassionato d'agricoltura, di ganto di noi, ritroveremo a Lisandro Braccogni. A domani dunque per la nostra quarta tappa de Campa qui in Tawagna. RCFM e Campa qui.